L'AMX si alza in volo per l'ultima volta. La base militare di Strana, dove fu assegnato il primo esemplare nel 1989, lo ha salutato oggi a nome dell'intera aeronautica militare, dopo 35 anni di onorato servizio. Tanti i teatri operativi, dai Balcani, l'Afghanistan, la Libia, l'Iran, il Kuwait. L'ultimo passaggio in pista davanti agli occhi emozionati di oltre 10.000 appassionati, autorità civili e militari, tanti i sindaci della Marca. Era presente anche il ministro Carlo Nordio. L'ultimo volo, poi il phase out, in gergo la dismissione. È una ruota e dopo 35 anni anche lui, come si dice, va in pensione, come è andato in pensione anche la B212 recentemente, ma la storia deve andare avanti ed è la forza di una forza armata altamente tecnologica che deve guardare verso il futuro. E si chiude con lo spegnimento dei motori spray degli AMX e l'apertura dei tettucci, un volo lungo 35 anni. Commozione palpabile tra tutto il personale che negli anni ha operato sulla AMX. Toccanti le dichiarazioni del tenente colonnello Emanuele Chiadroni, comandante del 51esimo Stormo. Si chiude una pagina importante di una meravigliosa avventura azzurra. La fine della vita operativa in realtà significa la fine di un'esperienza fatta non solo di computer e ferro volante, ma di squadra, un senso di squadra. Doveroso ricordo ai piloti che hanno sacrificato la vita su questi velivoli. Nato come il brutto anatroccolo della flotta, AMX negli anni si è rivelato il jet aereo tattico maggiormente impiegato dalla forza armata nelle missioni fuori dai confini nazionali. Per i teatri dove è stato schierato di Afghanistan, Libia, Iraq, in realtà era lo strumento perfetto per efficienza, per robustezza e per flessibilità che il velivolo ha sempre dimostrato. Una missione che finisce ma continua la difesa dello spazio aereo con gli Eurofighter, oggi in dotazione in un contesto internazionale mai così instabile. Adesso si trovano in Polonia con gli Eurofighter e si ruotano regolarmente con gli F-35 e non vi nascondo che spesso vengono chiamati a dimostrare all'amico russo che noi siamo lì a difendere il nostro confine, per cui ci incontriamo per aria, ci guardiamo e ci riconosciamo.